questa è la causa dell'aggressione di una cinquantina di adolescenti italiani di seconda generazione che hanno aggredito e ferito 2 studenti in corso San Felice. Rave party bloccato dalla polizia a Povegliano Veronese dopo la segnalazione di numerosi ragazzi all'interno dell'ex base militare, identificati circa un centinaio di giovani, tutti italiani provenienti da fuori provincia. Gravissimo incidente intorno a mezzogiorno a Montebelluna, 15enne sbatte la testa contro un attrezzo agricolo, serio trauma cranico, immediato il trasporto all'ospedale di Treviso. Sabato di lavoro a San Biagio di Callalta dopo la bomba d'acqua di ieri sera, nubifragio record, 105 mm di pioggia caduti in un'ora, canali in tilt scantinati e allagati. Cordoglio nelle diocesi trevigiane per la morte in Mozambico del vescovo Osorio Afonso, ucciso in una sparatoria a 54 anni, aveva operato a Nervese e Vittorio Veneto. L'allarme della Procura di Venezia, 15 casi di codice rosso al giorno, se ne è parlato a Mestre con Gino Cecchettin, che è tornato a ribadire cultura del rispetto contro la piaga dei femminicidi. Dopo le indiscrezioni, l'ufficializzazione da Lega e Forza Italia, altri 4 passano a Futuro Nazionale, tra loro l'ex commissario provinciale del Carroccio trevigiano e il deputato Boff. Nucleare e rinnovabili, questa è la ricetta del governo per affrontare il fabbisogno energetico, l'ha ribadito il ministro Pichetto Fratin per la festa dell'innovazione. Eccezionale intervento a Padova dove è stato eseguito il primo trapianto di rene con chirurgia robotica. Si tratta di un trapianto da vivente, una mamma che ha donato il suo organo al figlio. I 2 pazienti veneziani stanno bene. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque, quanto accaduto a Vicenza, in corso San Felice, con un'aggressione da parte di una cinquantina di adolescenti italiani di seconda generazione che hanno aggredito e ferito 2 studenti, al centro una ragazzina contesa. Uno studente sedicenne dell'Istituto Tecnico Piovene è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo dopo essere stato colpito a pugni e calci da un branco di coetanei all'uscita di scuola. Il fatto gravissimo è successo verso le 12 di ieri in corso San Felice. Una cinquantina di minorenni che avrebbero voluto punire così il sedicenne, forse per un complimento di troppo ad una ragazzina contesa. Impossibile difendere la vittima per l'amico con cui si trovava in quel momento il ragazzo, che avrebbe descritto anche scene di umiliazione pubblica a seguito delle quali sono stati rubati il borsello e gli orecchini. Si tratterebbe di un gruppo di italiani di seconda generazione di origini filippine, allibito il presidente della comunità. Noi condanniamo la violenza. Io come rappresentante della comunità filippina di Vicenza, veramente noi siamo qua da tanto tempo e non è mai successo. 30 anni che sono qua e adesso si succede questa roba qua, cioè, ovviamente noi come genitori non dobbiamo guardarli solo, dobbiamo fare qualcosa anche noi. Ho contattato il nostro parroco, padre Paolino, e ci siamo detti che magari stasera o semmai domani convochiamo una riunione dei genitori per capire come arginare questa situazione. A seguito delle segnalazioni dei fatti alla questura, gli agenti di polizia sono già riusciti nel frattempo ad individuare alcuni dei minorenni protagonisti dell'aggressione, denunciandone uno per rapina in concorso. Un fatto grave che torna a contrassegnare corso San Felice come punto caldo della violenza e della criminalità che preoccupa residenti e commercianti. Comunque la zona è tornata di nuovo calda, basta vedere i fatti della settimana scorsa, un episodio all'interno di un locale poco distante da qui, anche lì c'è stata un'altra situazione punitiva inerente a questa. Ovvio che il fatto accaduto al di fuori della scuola è un fatto assolutamente inaccettabile, massima solidarietà alla famiglia ovviamente di questo ragazzo, ed è fondamentale comunque che anche questi italiani di seconda generazione inizino ad integrarsi nel rispetto delle regole. La polizia è intervenuta la scorsa notte a Povegliano Veronese, dove era stata segnalata la presenza di numerose persone all'interno dell'ex base militare Oak 10. Nell'area, ora di proprietà comunale, era prevista l'organizzazione di un rave party. I poliziotti hanno proseguito nel corso della mattinata nell'opera di dissuasione e molti dei partecipanti al rave si sono allontanati spontaneamente. Identificati circa un centinaio di giovani, tutti italiani e provenienti da fuori provincia, ma l'attività della polizia è continuata. L'amministrazione comunale di Povegliano Veronese, con un comunicato sui social, ha ringraziato le forze dell'ordine per la tempestività dell'intervento, la professionalità e l'impegno profuso.
Aggredisce e minaccia i genitori che gli chiedevano conto del furto di denaro e di un cellulare. A Padova i carabinieri hanno arrestato un giovane di 22 anni. Maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori. Con questa accusa è stato arrestato un giovane di 22 anni che vive a Padova in un condominio del quartiere Guizza. L'intervento è partito dopo la richiesta d'aiuto al 112. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno prima incrociato il 22enne che ha raccontato di essere stato aggredito. Diversa la versione fornita dai genitori che hanno spiegato come il figlio abbia dato in escandescenze arrivando a minacciarli con 2 coltelli trovati e sequestrati quando gli avevano chiesto conto dei furti di denaro e del cellulare del fratello commessi nei giorni precedenti. Per difendersi, i 2 avevano usato lo spray urticante, tanto che il giovane era fuggito. Da qui l'arresto. Dopo l'udienza di convalida per il 22enne è stata disposta la misura dell'allontanamento dalla casa familiare con l'applicazione del braccialetto elettronico. Ha riportato un grave trauma cranico e per questo è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Un 15enne coinvolto in un incidente poco dopo mezzogiorno in zona Chiesetta di Sant'Andrea, Montebelluna. Il ragazzo ha sbattuto violentemente la testa contro un attrezzo agricolo, ma la dinamica dell'infortunio non è ancora chiara. Sul posto prima l'ambulanza del SUEM, poi vista la gravità della situazione l'elicottero di Treviso Emergenza che ha trasportato in pochi minuti il 15enne al Cafoncello. Sabato di lavoro e di mobilitazione a San Biagio di Callalta, rimaniamo dunque nella Marca trevigiana dopo la bomba d'acqua di ieri sera. Nubifragio record, 105 mm caduti in un'ora, canali in tilt, scantinati allagati, in campo vigili del fuoco, comune, protezione civile e provincia. A ridosso della casa, degli alberghi che abbiamo, anche quasi vicino al fienile perché abbiamo una stalla e ha straripato in pratica il canale. Molta paura, una volta che ti entra l'acqua butti tutto quello che hai nel primo piano, tutto. Intenso, violento quanto localizzato è stato un nubifragio da record, quello che si è abbattuto tra le frazioni di Fagarè e Rovarè a San Biagio di Callalta. Risultato: scantinati allagati e canali letteralmente in tilt, sotto pressione la rete degli scoli. In un'ora sono caduti più di 100 mm di acqua ad una velocità anche abbastanza impressionante. È stato veramente un fenomeno violento, la classica bomba d'acqua come si suol dire adesso, un evento straordinario al quale purtroppo negli ultimi periodi ci dovremo anche abituare perché il clima sta cambiando. Attivato il COC, si è messa subito in moto la protezione civile, sul posto uomini e mezzi dei vigili del fuoco, il fronte più complesso all'ingresso dell'abitato di Fagarè, nel sottopasso a ridosso della Postumia, diventato una piscina difficile da svuotare, questi gli effetti dello straripamento improvviso del canale Zero. Il problema grosso è che spesso e volentieri i cittadini stessi non sono preparati a queste bombe d'acqua e si trovano d'improvviso a questi eventi che a volte possono essere pericolosi vista la portata d'acqua che c'è nel sottopasso di Via D'Annunzio. Un altro ulteriore problema è il fatto che un po' la stessa cosa l'ha subita una parte del comune di Breda di Piave e quindi noi abbiamo subito un po' anche l'ondata del flusso dell'acqua che è scesa a Breda di Piave. Dopo la notte la mobilitazione è proseguita per tutto il giorno. Sotto accusa tra i residenti è finita anche l'efficacia del sistema di pompaggio, circoscritta l'area, ma servono rinforzi. Abbiamo attivato la provincia, la quale si fa carico di avvisare e interessare altre protezioni civili in nostro supporto con delle pompe per tirare via l'acqua dal sottopasso. La provincia è qui anche per questo, per dare sostegno ai piccoli comuni che in questi casi di calamità naturale chiedono sostegno, quindi noi ci siamo. Precipita con il parapendio in fase d'atterraggio a Semonzo, interviene l'elisoccorso.
Paura nel primo pomeriggio di oggi a Semonzoli, Borso del Grappa, per un parapendista precipitato in piazza Paradiso in fase di atterraggio. Il pilota, un 35enne tedesco, ha riportato diversi traumi ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso da Treviso, oltre ad automedica e ambulanza del SUEM Pedemontana Emergenza di Pieve del Grappa. L'uomo è stato trasportato al Cafoncello, al vaglio le cause dell'incidente. Chiesa in lutto per l'uccisione a colpi di pistola in Mozambico di Monsignor Osorio Citora Afonso, 54 anni, vescovo della diocesi di Quelimane. Il presule è stato trovato questa mattina nella sua residenza episcopale. La notizia ha sconvolto le diocesi di Vittorio Veneto, dove aveva ricoperto il ruolo di superiore del centro missionario della Consolata, e di Treviso, dove aveva operato come superiore di Casa Milaico. Non ho conosciuto personalmente il vescovo Osorio, ma ne ho sentito parlare qui a Treviso, perché ha lasciato un ricordo buono del tempo trascorso nella nostra diocesi. Religioso preparato, disponibile alla collaborazione con i nostri sacerdoti diocesani, attento all'animazione missionaria, in particolare verso i giovani. Sono le commosse parole di Monsignor Tomasi, vescovo di Treviso. Nel 2022, sempre in Mozambico, era stata uccisa una missionaria originaria della diocesi di Vittorio Veneto, Suor Maria De Coppi Comboniana. L'allarme della Procura di Venezia, 15 casi di codice rosso al giorno. Se ne è parlato oggi a Mestre con Gino Cecchettin nell'incontro dal titolo La violenza di genere prima e dopo Giulia, organizzata dall'Ordine dei giornalisti del Veneto. Ogni settimana arrivano almeno un 60-70 procedimenti per codice rosso, una quindicina al giorno di media più o meno, e quindi sono moltissimi. A lanciare l'allarme la sostituta procuratrice di Venezia Valeria Moroni, da anni impegnata sul fronte della violenza di genere. Il quadro che emerge dagli uffici giudiziari veneziani è quello di un fenomeno che non accenna a diminuire e che continua a colpire donne di ogni età ed estrazione sociale. Io penso che sia importante chiedere aiuto se si comprende che c'è qualcosa che non va o che comunque la situazione crea dei problemi. L'importante è rivolgersi a qualcuno, magari anche a un'amica, magari alla scuola nel caso di un bambino, perché spesso poi chi veicola notizie di reato sono appunto gli insegnanti, perché magari vedono dei segni sul bambino, oppure un'amica che sa che una vicina è stata maltrattata perché sente le urla e la vede con dei segni. Vicende che troppo spesso restano nascoste fino a quando la situazione non precipita. Così anche Gino Cecchettin, a 3 anni dal femminicidio della figlia Giulia, racconta un dolore che resta presente ogni giorno, ma che ha deciso di metterlo al servizio degli altri e che si traduce nel lavoro della Fondazione Giulia Cecchettin, impegnata nella prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione e la sensibilizzazione. L'opera della Fondazione la stiamo portando avanti, sempre nel nome di Giulia, sempre cercando di far capire come quel dolore che è residente in noi possa promuovere qualcosa di positivo, e il confronto che si è acceso oggi con dibattiti costruttivi parlando di violenza di genere lo facciamo per gli altri. Migliaia i ragazzi e le ragazze, specie adolescenti, da lui incontrati finora, a colpirlo le loro domande per costruire relazioni sane e contrastare la cultura del possesso e del controllo, dice. Molto attente alle questioni delle relazioni che hanno tra pari, e in particolar modo le domande dei più giovani, che sembrano essere molto profonde. Io ricordo sempre una domanda di una ragazza di terza media che ha detto: l'amore ti fa fare cose strane, e come possiamo noi capire quando quelle cose lì non sono strane, sono lecite, sono giuste? Dobbiamo dare delle risposte a questi ragazzi. Al centro del suo messaggio c'è una parola semplice ma fondamentale: rispetto. Quando allarghiamo il concetto della parola rispetto un po' al genere umano, penso che la risposta sia quasi ovvia. E siamo alla politica. Dio clamoroso alla Lega, il deputato Gianangelo Boff passa a Futuro Nazionale. Oggi l'ufficializzazione a Viareggio nel corso di un evento con il generale Vannacci. Lui come Gentilini, dice Boff, che rivela come da Salvini non arrivassero più risposte. Ho cercato di contattare
più volte il segretario Matteo Salvini per rappresentargli questo dolore che arrivava dal territorio e non sono mai riuscito ad avere un ascolto in questo, se non 2 giorni fa nel momento in cui era maturata la mia volontà di andare altrove. È un lungo crepuscolo politico fatto di tante risposte mancate, quello che racconta il deputato trevigiano Gianangelo Boff dopo aver ufficializzato il suo passaggio a Futuro Nazionale con il generale Roberto Vannacci. Per uno cresciuto a pane e Lega la rottura è clamorosa. Boff non è un deputato come tanti, per 4 anni infatti ha guidato come commissario la Lega trevigiana, ancora oggi è sindaco di Tarzo, destinato quindi a diventare uno dei primi feudi vannacciani in Veneto. Io ho cominciato a fare il sindaco quando c'era Giancarlo Gentilini a Treviso, che era un esempio di ciò che voleva dire fare il sindaco in mezzo alla gente, ascoltando la gente, interpretando i bisogni, le paure della gente, cercare di risolvere i problemi e cercare di dire anche quelle cose che a volte i cittadini non hanno coraggio di dire. Questo modo di fare la politica, di vedere la politica, l'ho ritrovato in Roberto Vannacci, l'ho ritrovato in una persona che riesce a interpretare i bisogni della gente e dire pane è pane, il vino è il vino. E quindi la Lega, dice Boff, che ha cambiato il modo di esprimersi, forse il suo stesso DNA. Il primo contatto con Vannacci 2 mesi fa rivela il sindaco di Tarzo che poi si è consultato a lungo con i suoi, parlando con cittadini e imprenditori. In tanti stanno guardando a Vannacci, compresi diversi amministratori. Insomma, lo strappo di Boff non sarà né il primo né l'ultimo. Vannacci, l'errore è sempre di chi cambia partito, le parole del presidente Alberto Stefani, ma Boff tira dritto, sale così a 8 la pattuglia di Futuro Nazionale alla Camera. Ho dato tanto alla Lega, ho ricevuto dalla Lega, ho dato tanto alla Lega, ma penso che appunto di non far parte sicuramente di quella categoria che ha solo avuto. Elezioni comunali, si torna al voto per il turno di ballottaggio in 3 comuni veneti, seggi aperti domani e lunedì a Castelfranco Veneto, Monselice e San Bonifacio. Urne aperte domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 nei 3 comuni veneti chiamati al turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco. In provincia di Treviso, a Castelfranco Veneto, oltre 32.000 i cittadini aventi diritto al voto si sfideranno Luca Pozzobon per il centrodestra, che riparte dal 40,50% del primo turno, e Maria Ghimenton per il centrosinistra, che ha siglato l'apparentamento con Daniele Manente, aggiungendo al suo 28,09% il 26,74% dei voti raccolti da quest'ultimo. Nel Padovano, a Monselice, gli elettori sono 14.705. Qui si registra una sfida anomala tra centrodestra e centrosinistra. Sono al secondo turno Stefano Peraro, vice sindaco uscente, alla guida di una coalizione di centrodestra di cui fanno parte Lega e Fratelli d'Italia, che parte dal 35,87% dei voti, e Franco Ennio, civico di centrosinistra. Ennio, che al primo turno aveva raggiunto il 33,68% dei voti, ha incassato l'appoggio esterno del terzo candidato di Forza Italia, Fabio Conte. Nel Veronese, infine, tornano al voto i cittadini di San Bonifacio, dove erano 8 i candidati sindaco che si sono sfidati al primo turno. Qui sono 16.896 gli aventi diritto che dovranno scegliere tra Giampaolo Provoli, alla guida di 2 civiche, che nel primo turno ha incassato il 23,19% delle preferenze, e Leonardo Frigo, candidato di Fratelli d'Italia e Forza Italia, che riparte dal 20,81% del primo turno con il sostegno esterno del candidato della Lega. Ammonta a 5,2 miliardi di euro il volume d'affari annuo riconducibile al lavoro nero in Veneto, pari al 3%. Sono i dati dell'ufficio studi della CGIA di Mestre. Tra tutte le regioni d'Italia, solo la provincia autonoma di Bolzano e Lombardia presentano un'incidenza inferiore alla nostra. Le persone coinvolte in Veneto dall'economia sommersa sono stimate in 169.100 unità, pari al 6,5% del totale nazionale. In termini assoluti il tasso di irregolarità del Veneto è al 7,2%. Questo vuol dire, spiega la CGIA di Mestre, che il peso del nero in Veneto è molto contenuto. Tuttavia questa piaga sociale deve essere monitorata costantemente e contrastata.
Il lavoro nero è una piaga sociale, ma quando è controllato dalle organizzazioni criminali si trasforma in una forma moderna di schiavitù che alimenta lo sfruttamento, la violenza e il degrado sociale. Rispetto ad altre parti del paese, in Veneto questo fenomeno ha dimensioni ancora contenute, ma le tragedie che ci sono state nelle ultime settimane a Chioggia e a Bassano ci segnalano che non siamo più un'isola felice. Per contrastare questo fenomeno serve la repressione, ma soprattutto ritrovare il senso della legalità e il rispetto delle regole. Dove prosperano le mafie, infatti, vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio. Queste organizzazioni prosperano sullo sfruttamento, sulla paura e sul ricatto, arricchendosi a discapito della dignità delle persone e compromettendo il futuro delle nostre comunità. Nucleare e rinnovabili sono la ricetta del governo per affrontare il fabbisogno energetico, l'ha ribadito il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Pichetto Fratin a Venezia, a margine della Festa dell'Innovazione. È una necessità per integrare la nostra produzione di energia rinnovabile, perché chiaramente noi non riusciamo a raggiungere obiettivi di decarbonizzazione, di superamento anche fra qualche decennio del fossile, e rispondere alla domanda senza una produzione che abbia una gestione di continuità. Il nucleare è tale ed è pulito. Nucleare e rinnovabili sono la ricetta del governo per affrontare il fabbisogno energetico. L'ha ribadito il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Pichetto Fratin in occasione della Venice Climate Week a margine della Festa dell'Innovazione promossa dal Foglio. Su Porto Marghera però il ministro non si è sbilanciato. Io non mi fermerei in questo momento alla valutazione a Porto Marghera o altre localizzazioni. Noi naturalmente definiremo quelle che sono le procedure di permessi, con quelle che sono le modalità di individuazione delle aree. Poi in questo momento il dire se è Porto Marghera a Mestre o Torino o Milano o Napoli mi sembra un po' affrettato. Decisamente affrettato per il sindaco Venturini, che però ribadisce la necessità di puntare sulle rinnovabili. Penso che se ne discuterà tra 15 anni, quindi non mi fascerei la testa oggi. Diciamo però che l'Italia ha un disperato bisogno di approvvigionamenti di energia elettrica a basso costo. La vera competitività industriale su certi tipi di produzione, e lo vediamo insomma nella produzione ad esempio del plexiglass, dell'acciaio, di materie prime di base, ecco, passa da un'energia a basso costo. La Spagna ce l'ha, altri territori ce l'hanno, Venezia, Italia e altri paesi europei non ce l'hanno. Quindi il tema dell'energia sarà la vera sfida del futuro, molto collegata anche alla rivoluzione digitale, data center, server e quant'altro. Però ecco, parlare di nucleare, dove mettere le centrali nucleari oggi mi sembra veramente un esercizio filosofico anche abbastanza inutile. L'idea però di correre per vedere quali saranno le tecnologie del domani è sicuramente molto interessante. Diverso il progetto della Regione per Porto Marghera. Noi su Porto Marghera abbiamo un altro progetto che è quello dell'hub delle terre rare. Tra l'altro nei prossimi giorni avremo un'interlocuzione con il commissario europeo che appunto sarà qui di persona per poter valutare questa soluzione che noi come Regione del Veneto abbiamo voluto offrire per garantire alle nostre imprese quel tasso di innovazione e di competitività che un hub delle materie rare, delle materie critiche potrebbe garantire al nostro territorio, e sarebbe un grande risultato per il Veneto. E sulla storica partita dell'idroelettrico siamo solo alle schermaglie iniziali. Le grandi concessioni scadranno nel 2029 e la Regione ha già messo le mani avanti. Il progetto dell'autonomia energetica del Veneto è fondamentale, come quello delle derivazioni idroelettriche. Nella partita saranno coinvolti la provincia di Belluno e i comuni interessati. Parola di Massimo Bitonci, l'assessore regionale allo sviluppo economico, che in una recente dichiarazione ha smentito di aver mai fatto cenno alle quote della istituenda società chiamata a gestire gli introiti alla scadenza delle grandi concessioni nel 2029. Stiamo lavorando con la provincia, con i comuni, per trovare il modello migliore per gestire il tema dell'idroelettrico che sarà post 2029. Troveremo la forma giuridica migliore.
C'è però un fatto ed è ineludibile: il 70% dell'energia prodotta in Veneto arriva dalla provincia di Belluno e 24 delle 35 prese d'acqua complessive sono bellunesi. A fronte di questi dati, i Dem hanno chiesto che in una possibile società che controlli acqua e energia, la provincia di Belluno abbia un ruolo pari e quantomeno dignitoso rispetto all'energia che produce. Non ci sembra di chiedere la luna, ci sembra di chiedere un principio naturale di autonomia e di autogoverno. Qualcuno sta agitando confusione per dire che addirittura non sarebbe possibile, ma questo è fuori dal mondo. Casi di partecipazioni societarie analoghe esistono nelle more delle leggi del Rio e Madia, ma fino ad ora ci si è dimenticati della legge 25 della Regione del Veneto, che dice che le competenze di acqua e energia devono essere trasferite dalla Regione alla provincia di Belluno. Si usa la legge Madia per dire che le società pubbliche, o meglio che le province, non potrebbero fare società pubbliche su questo genere di argomenti, ma non è assolutamente vero. Faccio un esempio molto chiaro che così ci capiamo. A2A, che ha la gestione di gran parte dell'idroelettrico in Lombardia, ha tra i soci il comune di Milano e di Brescia, quindi due pubbliche amministrazioni. Se fosse vero quello che dicono oggi a Belluno sulla Madia, vorrebbe dire che A2A dovrebbe dismettere le quote pubbliche, ma non è assolutamente così. Penso che una parte importante del ritorno e dell'economia e di quelli che saranno ovviamente le redditività derivanti dall'idroelettrico debbano tornare nel territorio, ma anche alla Regione Veneto. La Regione non intende mollare, ma se fosse vero quanto sostiene il centrodestra che richiama la legge Madia, la Servizi Integrati Bellunese non potrebbe avere il 25% delle quote della Valmontina. Quindi la società può essere costituita e la provincia di Belluno può esserne azionista. Il punto è volerlo. Eccezionale intervento a Padova, dove è stato eseguito il primo trapianto di rene con chirurgia robotica. Si tratta di un trapianto da vivente, una mamma che ha donato il proprio organo al figlio. Mamma e figlio veneziani stanno bene. Nasce da un dono l'eccezionale trapianto eseguito nella sala operatoria Tropea dell'azienda ospedale Università di Padova, il primo trapianto di rene con tecnica chirurgica totalmente robotica. Una mamma ha donato il rene al figlio, un 35enne veneziano. A dirigere l'equipe durante l'intervento è la professoressa Lucrezia Furian. Si trattava di un trapianto di rene da donatore vivente, la mamma è stata sottoposta a una nefrectomia, quindi abbiamo prelevato il rene con tecnica mini-invasiva laparoscopica e poi quel rene lo abbiamo trapiantato al figlio con una tecnica questa volta innovativa, robotica, sempre mini-invasiva. Era la prima volta che lo facevamo qui a Padova, ci siamo preparati a lungo per questo intervento, i pazienti stanno molto bene. 239 trapianti di rene eseguiti a Padova nel 2025, 105 quelli di questo 2026. Quello eseguito venerdì era un intervento atteso e curato nei minimi dettagli. Ci è voluta molta preparazione per essere in grado di fare questo intervento in maniera sicura, nel paziente giusto, nel momento giusto, e ha coinvolto veramente tutta l'equipe, non soltanto i medici ma anche gli infermieri. L'anno scorso siamo andati insieme con gli infermieri della sala operatoria a Chicago negli Stati Uniti per mettere a punto i protocolli da utilizzare. Erano tutti molto contenti ieri di essere arrivati al traguardo finalmente di eseguire l'intervento e ovviamente molto contenti che sia andato bene. Un applauso ha sciolto la commozione di tutti in sala operatoria quando la professoressa Furian ha detto: l'intervento è finito. Professionisti della sanità, donne e uomini che sentono una doppia responsabilità nei confronti di chi riceve un organo, ma anche nei confronti di chi questo organo lo dona. Tanti pazienti ancora in attesa di un trapianto di rene, quasi 7.000 persone in Italia. Approfitto di questa occasione ancora una volta per dire quanto importante sia la donazione degli organi, e poi c'è molto da fare anche sulle terapie che vengono assunte dai pazienti dopo il trapianto, sui farmaci antirigetto, sulle strategie per rendere compatibili i trapianti quando non lo sono, quindi il nostro lavoro è ricco di sfide. E con questo intervento a record storico, possiamo proprio dirlo, si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio come di consueto alla sigla a seguire le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata, buon sabato sera, arrivederci.